Parliamo di politica con il segretario del PD sandonatese Francesca Zotis nella consueta rubrica PD Informa. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Partito Democratico sezione sandonatese e la dottoressa Zottis. Buonasera dottoressa. Buonasera. Parliamo di crisi e di quello che si è sentito e si è letto ultimamente dai giornali, cioè che la crisi ha portato purtroppo anche a dei casi di suicidio. Quali proposte avete in merito per superarla e che cosa ne pensate di questi tragici avvenimenti? Purtroppo, come ha appena detto lei, sono dei tragici avvenimenti che avremmo dovuto probabilmente evitare con degli interventi tempestivi in termini di sostegno alle piccole imprese e anche di sostegno comunque a quei lavoratori che hanno perso il lavoro e che stanno anche perdendo quelli che possono essere dei sostegni che prima lo Stato gli dava. Questo si può fare solo però se si parla di sviluppo da una parte, cioè se si cominciano a fare dei tavoli di concertazione tra tutti quelli che sono gli attori del territorio, dai sindacati alle associazioni di categoria, ai comuni, a tutti quelli che sono i soggetti per cui interessati a ricreare lo sviluppo nello specifico del Veneto orientale, del Sandonatese, ma anche poi in quelli che sono tutti gli altri territori. Attualmente ci sono degli aiuti per queste persone che sono in difficoltà? Ma qua ci sono dei punti di domanda, nel senso che gli aiuti per i lavoratori sono comunque per le medie e grandi imprese, spesso quelli che fuoriescono con la mobilità, la cassa integrazione. Per le piccole e microimprese questi aiuti sono nettamente inferiori o addirittura nulli. C'erano dei fondi di finanziamento per le piccole, per le medie e anche per le grandi imprese, vanno secondo me comunque rivisti cercando di ricalibrarli su quello che è realmente l'economia di questo territorio. A Musile domenica mattina ci sarà un incontro pubblico. Quali saranno le tematiche che affronterete? Allora, l'incontro pubblico è proprio sullo sviluppo dell'economia del Veneto orientale, governance del Veneto orientale e area metropolitana, cioè cercheremo di confrontarci con le 3 rappresentanze sindacali, Will Di Matteo, De Vecchi per quanto riguarda la CISL, Montagnier per quanto riguarda la CGL, con un docente universitario di marketing e statistica che è il professor Grandinetti, docente universitario di Padova, e anche poi con l'onorevole Treu e con quello che è il candidato sindaco di Musile per una lista civica che è Massimiliano Capiotto. Ringraziamo la dottoressa Zottis per il suo intervento, noi vi faremo vedere cosa succede domenica e alla prossima puntata. Grazie. Al convegno si è parlato di crisi economica, ha partecipato anche l'onorevole Treu, intervistato da Federica Midena. Qual è stato il suo apporto nella giornata di oggi? Beh, intanto io ho sentito con molto interesse perché le parti presenti, quelle sociali ma anche i comuni, hanno mostrato di avere progetti per uscire da questa crisi. E io ricordo già il primo patto territoriale fatto quando io ero ministro nel 97 e allora ci fu una bella spinta all'economia di questi territori. E poi c'è stato purtroppo una mancanza di continuità e adesso per uscire dalla crisi occorre riprendere, rimettersi insieme. Prima ha paragonato la rete di imprese e la rete delle istituzioni a dei contenitori, però ha detto che l'importante sono i contenuti, giusto? Sì, no, l'area vasta è una cosa utile, anche il triangolo della logistica, ma questi sono dei contenitori importanti. Però quello che conta è cosa ci mettiamo dentro, cioè che tipo di sviluppo industriale vogliamo, cosa facciamo per fare che il turismo sia più di qualità, che tipo anche di agricoltura possiamo sviluppare, insomma quelli che sono i veri ingredienti per uno sviluppo nuovo che anche altri paesi, altre regioni vicine stanno facendo.